Oh, ok, è arrivato il primo. Il primo Cumendone Pets. Ok, entriamo. Video caricati. Ok, perfetto. Ecco, ancora non me lo dà. Bene. Ciao ragazzi, vi saluto, però ancora non posso vedere la chat perché sul tablet non mi dà il video di bene. Molto positivo. Parapapa. Sedemo una svegliata. Tanto saluto tutti. Dai, tablet, dai. Perché non me lo dai? In questo momento non posso guardare la chat, purtroppo. Aspetta un attimo. Ciao, ciao. Ciao Davide. Se non capisco, nei video non mi compare il live come indiano, ma porca puttana. Eccolo qua. Perfetto. Chat dal vivo. Eccoli qua. Ciao Davide, ciao Gabriele, ciao Hannibus, ciao Antonio, Elfab, ciao Poleiman, ciao Pianese. Ciao a tutti ragazzi. Perfetto. Eccoli qua i miei comendoni. Buono ragazzi, purtroppo ho dovuto fare un po' più tardi perché chiaramente devo prepararmi anche le valigie e le robe perché domani parto per Roma, quindi è chiaro che è una giornata un po' particolare oggi, sono al live, l'avrei fatto ieri, l'avrei fatto venerdì, però venerdì, ripeto, domani vado via al lavoro fino a mezzogiorno e mezzo e poi si parte per Roma. Amici di FIFA, ciao amici di FIFA. Ok, siamo ancora in pochini, prima di cominciare aspetta un attimo, siamo con il Barry, siamo contro il Trapani Calcio ragazzi. Siamo contro il Trapani Calcio. Ciao Dev, Sdav. Sdev, Sdav. Sdev, Sdav, Sdev, Sdav. La 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 la. Sono un po' stanchino ragazzi, a caviglia mi dà ancora fastidio. Ce la faccio più, sono proprio un vecchiaccio sono. Sono un vecchietto. Ok. Siamo in 8, siamo. Contro il Trapani si vince, speriamo, raga, speriamo. E il Kuma ha bisogno di ingranare ancora di più, perché comunque in questo momento siamo quarti, quindi in realtà fuori dalla lotta a promozione, però purtroppo, ciao Angelo, purtroppo abbiamo fallito qualche pareggio di troppo, ci ha un po' rallentato la corsa. Iniziamo col botto, Milan-Lazio, Coppa Italia, cosa devi dire? Che siamo una merda, Dio santo, facciamo schifo, siamo una schifezza purtroppo. E vabbè, è così, pazienza, insomma. Poi se la Serie A perde anche Quadrado, proprio, cioè, onestamente. L'unica cosa che mi dispiace per la Juve è che vince campionati dove non esistono avversari, ecco, questo a me dispiace. Real Life Track Simulator, quando torno da Roma faccio il live di Aerotrack. Come sto prendendo la PlayStation 3 per risparmiare? Quanti giga non lo so, la Play 3 non la cago da anni. Non saprei, onestamente, quella che ne ha di più, se possibile. Però, cioè, con le nuove, se proprio non ce la fai a prendere la nuova generazione, io sarei dell'idea che dovresti prendere un computer, nel senso, vai con un computer più performante da gaming piuttosto che la Play 3, questo è il mio parere, però. Sono un po' di parte perché sono un po' PCista solo. Siamo in 13, tra poco si parte, ragazzi. Tanto vediamo un po'. Allora, info competition, Serie B, classifica. Il Bari è quarto a 15 punti, lo Spezia Calcio è in fuga con 6 vittorie e 2 sconfitte. Ok, poi, vabbè, Team Cup, siamo venderesti Pogba? No. L'acquisto di destro, insomma, sono con una squadra che non fa cross, non fa gioco, mi sembra un po' difficile segnare, però vedremo se cambierà qualcosa. Il veneziano ha un gol.
Ah, Coppa Italia, però vabbè, che se ne frega. Salve, ciao Matt. Siamo in 16, siamo vicini, siamo pronti quasi a partire. Gli ultimi gol in campionato ne ho fatti 2, mi sembra, uno, non mi ricordo. Classifica gol. Beh, Folsky domina. Il piccolo Folsky. Non ci siamo. Oh, ci siamo o non ci siamo? Ah, che pippe, che pippe, che pippe. Pochi gol ho fatto ancora finora. Qualcuno mi ha detto che sono troppo forte, ma in realtà non mi sembra che sto bestia come non è difficile. Salgono solo le prime, no, mi sembra le prime 3. Aspetta, vediamo un attimo. Allora, info sulla competition. Serie B. Regolamento. Allora, le prime 2 squadre vanno in Serie B e vengono passato automaticamente. La terza va ai playoff. Come... Se c'è una differenza di 10 punti o più tra la terza e la quarta, la prima verrà promossa automaticamente. Va bene. Speriamo, cazzo, di godere con un triplettone. Dai, raga, aspettiamo il 20° e partiamo, ragazzi. Partiamo perché sto live comandiano su PES, che speriamo ci siano problemi perché ogni tanto con la patch, non so perché quando fa tentativo di connessione, ma mai nelle partite di solito nei menu tipo di opzioni, così ogni tanto non è che mi crasha, mi si torna sul desktop e non so il perché. Ma Pogba, secondo me, deve rimanere la Juve e dimostrare che può vincere la Champions con una squadra magari non all'altezza di Real Madrid, Barcellona, Chelsea. La vedo così. 20, possiamo andare. Prossima partita. Io la vedo così, sinceramente, ragazzi. Cioè, è facile, tra virgolette, vincere in questo momento con Real, Bayern, Chelsea, Barcellona. Vinci con una squadra italiana. È là che sei un fenomeno. Io la vedo così. Ciao Come, ciao Carmelo. Rimarrei al Bari fino a... Sì, per un anno sicuramente ci rimango a Bari. Poi vediamo. Però se vado in Serie A mi piacerebbe fare anche un anno in Serie A con la squadra che mi ha lanciato nel calcio. Che conta. 21, Comendiani pazzi, ciao a tutti e si parte, San Nicola di Bari, Bari Trapani, andiamo. Dobbiamo tornare a vincere, dobbiamo tornare a vincere, punto e basta. In campionato stiamo un po' zoppicando, tra virgolette, troppi pareggi, un po' di pareggite. Attenzione Mancuso, vai Beri, Veneziano cerca di volarsi, Veneziano se ne va. Non perdiamola. Buono, vai spondona veneziana, bravissimo Cuba, non perdermela. La live su FM 2015, aspetto che dopo quando torno da Roma perché domani parto per Roma fino a lunedì, quindi per quelle cose l'aspettiamo. Attenzione Veneziano, la passa. Ma vaffanculo. Dai fiori. Chissà, non lo so se Cassano va al Bari per fatalità, il veneziano va al Bari, succede di tutto, pazzesco. Speriamo di portare fortuna al Bari che manca la Serie A, cazzo, il Bari, Perugia, il Venezia, porca trota. Dai fiori, dai, molto bene. Questa la voglio assolutamente vincere, la dobbiamo vincere, è obbligato. Comunque si vede bene ragazzi, niente lag, audio perfetto. Cosa ne pensi di Destro? Cosa ne penso? Che se una squadra senza gioco è difficile per una boh come Destro. Cioè, ormai l'attaccante non saper fare tutto, mentre di Destro è un attaccante vecchia maniera, un po' come me nella realtà, anche se chiaramente Mario fosse così forte, ma un attaccante d'area di rigore dove non si spreca a difendere o a fare cosa, perché il vero attaccante, a mio parere, comunque, io questi attaccanti moderni non li sopporto, l'attaccante deve stare in area, appunto. La boa deve aspettare palloni belli e segnare chiaramente tanto, almeno 30 gol a stagione, perché se no è chiaro che non puoi permetterti di giocare così. Ma con una squadra come il Milan che non fa cross, non fa niente, che non sa giocare, come cazzo fai a giocare con uno come... Neanche Inzaghi farebbe niente una squadra così. Vai Veneziano fermato ma benissimo. Vai di testa! La para il portiere. Ok, perfetto, grazie Marco Dinunzio. Dai fiori. Vai Cume, il Cume svetta ma non ci arriva. Recupera il Trapani. Niente, ok, perfetto, grazie. Grazie Giulia. Forse c'è un'altra ragazza, fatti bravi. Adesso non so se col link, col nickname di sua sorella, perché a volte capita. Vai, passala, il Cume entra in area, Veneziano, la piazza! Ed è gol del Cume, 1-0 Bari, 1-0 Bari. Calma, io sto qui. Grande Cume, grande, Veneziano la mette. Che gol ragazzi, che gol dell'asso del Bari. 1-0. Farei mai Minecraft? No ragazzi, mai.
1-0, si sblocca Veneziano, secondo gol in campionato, terzo totale tra Coppa Italia, un gol, e campionato 2 gol. Sponda del Veneziano che non ci arriva però. Dai Fiori. Falco, è il Falco per il Manco. Il Falco entra, non è mai fallo, complimenti arbitro. Dai ragazzi. Non perderla magari, vecchio mio, grazie, bravo. Dai, stiamo giocando bene, il Cumendone prova un passaggio, bellissimo, è andato. No, sti passaggi però, Madonna, Veneziano di fisico, ancora di fisico, mamma mia che cuore ragazzi, che cuore per il talento, che cuore per il talentissimo. Dai, tira, no, me la passa. Ah, Dio mio. Il Veneziano cosa fa? Una mossa più di ballo. Grazie amici di FIFA, grande. Cerco di fare il possibile, anche se il tempo non è mai, cioè è sempre meno, però più diventi grande, più purtroppo hai meno tempo per fare le tue passioni, porca puttana. Se scoprivo YouTube c'era YouTube quando avevo 15 anni, penso che avevo tempo di fare 72 video al secondo, cazzo. Penso che adesso avrei 62 miliardi di iscritti. Vai Fiori, bellissimo. Dai, vai, mettila in mezzo, ma no, così però. Oh, ciao Eli, salutiamo Eli, fatti bravi. Forse ci sono due ragazze, perché c'è anche una certa Giulia, però ripeto, non so se ha messo quel nick per chiamare il nick di sua sorella o invece è veramente una ragazza. E mi raccomando, fatti bravi, fatti cavalieri, Eccola, mamma mia cosa ho rischiato, porca trota. Ciao Eli, ciao. Ecco, subito Davide, già ci sono due ragazze, vedi, già gli ormoni li sento in tempesta, Fiori, calma, relax, Fiori. E il Manco, bisogna vincerla però questa, Per il momento, per chi si è collegato adesso, Bari 1, Trapani 0, gol del Cumendone Veneziano da fuori area, un gol magico, un gol cumendese. Da poco, sto facendo live da poco, perché so rispondere, le mani sono... vai, ciao Alessandro, ciao Luca Cortese, grande Luca Cortese. E Veneziano la prende, Veneziano di cattiveria, ma porca trota. Adesso comunque che vado a il divertimento Rolas, ciao Fabio Piatto, ciao. No, non prendiamolo, eccolo. Mamma mia, ancora ho rischiato, Fiori. L'ho rischiata ancora, porca trotas. Ciao Diablos. Jurgen non lo so di GP4, non lo so perché veramente crasha troppo con ancora sti passaggi. Crasha troppo con Windows 8.1. Eccola là, mamma mia. Ciao Diablo. No, ti sei perso solo il gol ti sei persa, che è un bel gol, però insomma dai, poco ancora. Siamo ancora all'inizio di questo live. Che mi dispiace che ho cominciato più tardi, ma ripeto, ho dovuto preparare anche le cose per Rome. Ecco, ma eccola là. Pareggio del Trapani. Ma porca. Trapani pareggia. Dio mio. Sono con l'account di mia sorella, l'avevo detto, era chiaro. Male. Ti ho salutato Luca. Aerotrack quando torno da Roma. Sì, ho Alternative Power, ho segnato io, il problema è che mi hanno segnato anche loro adesso. 1-1, niente da fare. La pareggita ormai è nel Bari. Proprio come l'Inter di Mancini del 2004-2005, pareggita acuta. Ciao Frank di Squarlob. Dai però ragazzi, niente. Ci siamo persi per strada il secondo tempo. Tutti questi pareggi andiamo da nessuna parte però, Il Cume è stanchissimo. Il Cume ha dato tutto ragazzi, il Cume ha dato tutto. Ciao Mattia Gamer.
in 36, stiamo aumentando. Niente, fuori. Non ci voleva sto pareggio, anche perché insomma una partita per carità abbastanza scialba, nel senso poche occasioni, però ormai mi ero fatto la bocca della vittoria, cazzo. Il Kuma deve giocare con calma adesso. Bravo, bravo Kuma. No, ma cos'è sta roba? Mi saluti, ciao Mimmo. Il Kuma è in crisi. Non è che più che il Kuma, c'è il bar è in crisi, cazzo. Come mi devo fare la PlayStation 4, a sto punto prendi FIFA, perché il problema è che sulla console di nuova generazione non puoi metterle mod, quindi senza mod non ha senso PES. Dai Kuma alla fine. No, ma che passi hai, però non possiamo fare sti passaggi, ragazzi. Cioè, credo sia la squadra non sa più giocare. Dai Kuma. Il Kuma si gira molto bene stavolta. Ma recupera bene anche il difensore del Trapani. 88esimo, siamo vicini alla fine della partita. E purtroppo c'è un pareggio. Un pareggio beffardo. Bravo, che bella sponda. Ma non ne va una, non ne va più una purtroppo. Il Kuma la passa molto bene. Ti prego, segni. Ma cos'è sto pallonetto? Ciao Edoardo. Ma porca trota. Ciao Alemania. Ma che cazzo di pallonetto l'avevo passata perfetta. La vaffa. 1-1. Sì, appena mi collego. Beh, ciao, grazie Andy. 45, quanto abbiamo sprecato, ragazzi. Stiamo sprecando troppo. 1-1. Quante partite fai non lo so. Pianese. Dipende anche dal tempo, perché domani devo alzarmi presto perché ho lavoro e poi partenza per Rome Center. Come ti sembra a destro? Ho già detto, Fioi, con una squadra come il Milan che non fa gioco è difficile per un attaccante vecchio stile a destro che praticamente sta solo in area. Molto dura. Oh, siamo contro la prima della classe, contro la seconda, contro i sesti. Dai, Fio, dobbiamo vincere questa, ma che tiro di merda, lo so. Il caldo congelato. No, sì che do la colpa alla squadra, cazzo. Cioè, non è mai colpa del Comendone. Come fare una live su WWE? Devo prendere l'abbonamento. Adesso con tante spesette per avere l'abbonamento con XSplit. Farò WWE, un po' di pazienza, raga. Perché vai a Roma, vado dalla fanciulla. Grazie Eli, sempre gentilissima. Ho visto anche il canale. Brava, continua così, mi raccomando. Che se c'è la passione e le possibilità di avere soddisfazioni con YouTube ci sono, anche se dovete pensare che YouTube è una passione, non sarà mai un lavoro, continuo a ripetere. Dai Fiori. Ciao Come, ciao Gianluigi e Sofioi contro la Spezia, che è seconda in classifica, dobbiamo vincerla. Siamo fuori casa purtroppo. Dai però, muoviti. Come onnipotente non si tocca. Il Come entra in area, forse il Come entra veramente di sinistro, era bellissima, ma purtroppo viene murato. Guarda. Cattellani, il catte. Madonna, attenzione, c'è Madonna in campo. Dai, buttala su. Ardemagni. È una buona squadra lo Spezia, Dai, Fiori, non devo stancare il Comendone, però voglio vincere questa la dobbiamo vincere. È troppo fondamentale. Il Bari dopo un inizio sfavillante di campionato ci siamo un po' persi, Tanti pareggi. Passaggio in profondità non proprio perfetto. Recupera Valentini. Ti ringrazio tutti per i complimenti. Siete splendidi veramente. Cioè, siete proprio dei Comendoni pazzi. C'è poco da fare. Bello, bel passaggio questo. Bello. Grazie. Dai ragazzi, su però, cioè non possiamo giocare così, cioè fare come le prime partite, 4-1, 3-0, li abbiamo massacrati. E Bagua. Schiattarella, e schiatta se ne va per Bagua. Recupera molto bene il Barry. Dai venezianone, dai.
No, non è che ho preferito PES, mamma mia, non è che ho preferito PES a FIFA, solo che sono giochi diversi, mi piacciono entrambi. Questo PES per le modalità offline e FIFA per le modalità online. Che adesso ragazzi, sto cercando di subire il più possibile, ma dobbiamo vincere a questa, perché non possiamo cominciare a perdere troppo terreno dalla seconda. Possiamo anche non vincere il campionato, però almeno voglio andare in Serie A, cazzo. Fai gol, Ale, lei è dura, lei è dura. Ardemagni. Non mi arriva più un pallone. Bravi, dai, finalmente un'azione degna di nota, dai. Dalla subito, bravissimo. E il come scatta come sa fare lui, ma Valentini recupera, il Vale recupera. E poi salutare, ciao Simone Battaglia. Veneziano prova a essere profondità, sbaglia anche il Cume purtroppo. È dura, a livello massimo di difficoltà è dura, c'è poco da fare. Vai Cuba, corri. Niente da fare. Ce la vinciamo tutti a mignotte. Ciao Daniel Zunino. Io adesso ho bisogno del supporto, ragazzi. Oltre ai vostri commenti meravigliosi, ho bisogno di un supporto comendiano. Dovreste giocare dopo il Bari, non lo so. Bisognerebbe andare in Bundesliga. La PEX Galaxy uso come patch. Vai Cume. Il Cume entra in area, il Cume! Mamma mia che bell'esterno, cazzo, me l'ha presa bene il portiere. Vedi, il Cume è così, tipico attaccante di una volta. Cioè, magari non fa un cazzo per 80 minuti, dopo ti può inventare il gol. Quanto amo gli attaccanti vecchio stile, ragazzi, quanto odio gli attaccanti moderni. Abbiamo giocato a Minecraft? No, l'ho visto solo una volta e proprio non mi piace. Ciao Graziano Castiglione. Basta con sti passaggi, ma perché sto bug? Gioco così bello, sto bug. Ciao Davide Cuccato. Ecco, no, il gol ti prego. E perché Anthony? Perché il Cume? È il Cumendone. Io sto raccontando la storia di Comenda Veneziano, un attaccante del Bari meraviglioso. Quindi io sono un telecronista in questo momento. Vai Comendone. Veneziano prova il Messi! E il porco. Mamma mia che porchi che ci sono in porta, ragazzi, brutti porchi che non siete altro. Eli è sempre gentilissima. Sono contento di rendervi, tra virgolette, felici, comunque almeno un sorriso con i miei vaneggi. Bene. Dai Veneziano. Niente da fare. Mi sto incazzando a sbrega. Grazie Mimmo. Grazie Mimmone. Vai Veneziano, Madonna, me le prendono tutte. Sì, lo sto massacrando quel joystick, ma ne ho già cambiati 70. Bakic. Ne stiamo pareggiando troppe, però non va bene, Schiattarella, schiatta, entra in aria, forse neanche la pareggiamo questa, mamma mia. Bravo. Che livello giochi massimo. E come migliore youtubers al mondo. Grazie, troppo buoni. Dai ragazzi. Bravo. Il come la dà molto bene. No, era bella, però non mi fanno un cross, sono un fenomeno di testa. Grazie Pianese, in tanti mi scrivete che merito più iscritti, lo sapete, a me bastate voi, nel senso se arrivano in più meglio, ma non, cioè, se ne arrivano di più meglio, però non mi interessa, nel senso lo sapete, questa è solo una passione. Poi chissà, vale bene che troppi diventa forse una responsabilità in più, cazzo, che poi veramente, cioè, se ne hai tantissimi, diventa una cosa anche più difficile, tra virgolette. Però dai, pensiamo a sto Bari che deve vincere. Il Cume, buon passaggio del Cume. Niente da fare. Il Cume, questa deve segnarla! No, era una scivolata bellissima. Uno dei gol miei tipici nella realtà. Quanti ne ho fatti così?
Quanti ne ho fatti così e lui lo sbaglia. E lui lo sbaglia. Che ne pensi di sto Milan che è una merda? Grazie amici di FIFA. Oh, come c'è lag? C'è lag, ragazzi. Ma porca puttana. Mangiato veneziano. Rota. Dio santo. Quello ti sei mangiato, lo so. Tutti... poteva essere il gol alla fine, ci arriva allo 0-0. Niente, ora non c'è lag, un po'. Ma lag, forse però penso sia perché ragazzi non ho il minimo lag, ho paura che sia la connessione, perché qua va tutto bene. Un altro pareggio, cazzo. Grazie Fabio. Niente, adesso comincio un po' a preoccuparmi, siamo quarti. Beh, in realtà avevo la fortuna che è una classifica cortissima. Ora tipo il Trapani, il Virtus Entella 15 a meno 5. Dai, ci va di culo. Allora. È che segno poco, però. Grazie Lorenzo. Sì, mi piace la WWE, però mi piaceva una volta la WWE, adesso no. A me non laga, quindi non laga, sarà un problema di connessioni. Pescara Bari, Fiori però voglio una vittoria, eh. Vedi, qualcuno si blocca, qualcuno no, ragazzi. Sono le connessioni, purtroppo. Grazie Giulio, perché sei venuto con il coso di tua sorella, quindi alla fine ti chiamo Giulio. Il mio giocatore preferito, vabbè, della storia rimarrà sempre Shevchenko, per me, per vari motivi, uno dei più grandi attaccanti degli ultimi 20 anni, perché è un giocatore capace di segnare sempre nelle partite importanti, ancora di più, decisivo sempre, umile, completo, destro-sinistro, al volo di testa, dribbling, veloce, cioè tutto aveva, ragazzi, un fenomeno. Ciao Alfonso. La voglio vincere però questa, porca puttana, una cosa mi sono mangiato, però era la scivolata perfetta, tac, gollazzo, no, niente. Dai ragazzi, dai, tiriamo fuori le palle, sennò Papa Resta si incazza. È il Papa. Veneziano, ancora bello fresco, quindi può fare le sgroppate. Oh, nel Cume. Ha preteso un po' troppo qualcuno. Viva Sheva. La seconda posta dalla Roma a Napoli, non lo so, onestamente conta poco con una Serie A così. Veramente sono molto incazzato con questa Serie A, avevi anche quadrato, più di così, cioè veramente siamo il quarto campionato, ma il quinto, cioè non lo so. Mi dispiace per la Juve, ripeto, che vince campionati senza non avere avversari, molto noioso, diciamo. Deve vincere per forza la Champions, se no sarà più ricordata per le vittorie con senza squadre che per la forza della squadra, che è tanta gol del Pescara. Don not parol Loris. Ti prego, salutami, ciao Brian. Si chiama David Giulia Anesinio. Brutto gol ho preso qua. Ragazzi, siamo in crisi, eh? Oh la la la. Vai, Come. Vabbè, però, ma che cazzo, però sveglia, dai! Dai che somigliano le balle, Caprari, il capra, vai per pecora, mamma mia. Da Silva. Venezianone. Forse ha bisogno di un po' di riposo anche il Cume, non lo so. Sì, però un passaggio chiedo, merdazzo, mamma mia. Difesa ballerina, No, fino ai passaggi, però veramente il Bari non c'è più, Melchiorri, è il Melchi. Io preferito una WWE, Chris Benoit in primis, Benoit e Triple H. Come comincia a sentire un po' la pressione. Bravo, da difensore consumato. Il Cume alle stelle. Porca puttana.
Dai ragazzi, su per piacere, dai per piacere, dai. Veneziano. Veneziano, bellissimo. Se non crossarla subito. Ecco appunto. Almeno segnala però. Cazzo di darla a me di testa, cazzo. Se non è il mio piatto forte il tiro di testa. Porca miseria. No, non si chiama pecora, si chiama caprari. Però se capra è pecora. Occhio. Mamma mia. Destro, buon acquisto, Douglas, ripeto, è un acquisto positivo per una squadra che fa gioco e fa cross, no? E per un attaccante vecchio stile che sta in area. Per il Milan che non sa fare gioco, probabilmente neanche il Van Nistelrooy dei tempi super d'oro farebbe niente. Cioè. Il Cume. Niente, se ce la passiamo così non andiamo in Serie C, andiamo, che se non esiste. Dai Bari, dai Bari, dai. Non riusciamo più a passarla in maniera decente, non ce la facciamo, è più forte di noi. C'è un regolamento che ci vieta di passarla, forse, giusto? Veneziano sponda. Ma che passaggi sono! Melchiorri, al Melchi. Bravo portierone, dai. Il primo tempo si sta finendo così. Il mio pilota preferito è sempre Ayrton Senna. PlayStation 4 meglio FIFA solo perché chiaramente PES non puoi mettere le patch, quindi comprate FIFA da quel punto di vista. Veneziano. Bravo. Ma cosa voleva fare gol del Piero? Dai, ma per cortesia. Dai, Bari, manco cerchiamo di pareggiarla, manco, perché perderla vuol dire veramente fare passi indietro clamorosi. C'è il Condolaro numero 1. Melchiorri. Non c'è niente da fare. Banjanson, Pasquato fuori di poco. 55esimo, Pescara 1, Bari 0. Madonna, sti rinvii. Ecco, se per qualcosì mi... No, però. Ecco. Gol del Pescara. Io non capisco sti rinvii. Non li capisco sti rinvii. A questo punto devo chiamarla sempre. Mi saluti Kumi, ciao mister. Questa è persa al 90%. Pazzesco. Come ricerca con la grinta di recuperare. Brutto Bari. E Bocchetti, lasciamo stare Bocchetti per piacere. Mamma mia. Che brutto Bari. Che brutto Bari, Beppe. Dai, fioi però. Mamma mia. Ecco, vaffanculo. Dai, ammoniscimi, merda, dai. Ma stai zitto, arbitro. Non va. Anche gli assist che facevo alla grande all'inizio non vanno più. Ciao Daniel, Enrique Vasquez. I tifosi del Bari giunti qua a Pescara sono molto incazzati perché vedono una squadra veramente... Una squadra che sembra che si sia veramente in un'involuzione clamorosa, ragazzi. Devo riposarmi comunque. Riprenderesti Cassano, non lo so. Cioè, sicuramente per una squadra come il Bari sia il Milan no. Dopo quello che ha fatto poi. Tutti questi passaggi che non servono a niente.
No, gioco 1 di velocità. Brutto 2-0. Questa è proprio una sconfitta molto molto pesante. Se non ci riprendiamo presto, cioè non andiamo sicuramente in Serie A. Il Cume. Che gol di Veneziano. Troppo tardi forse però. Grandissimo gol di Veneziano. Grandissimo gol del Cume. Ah, Dio mio. Dai che è dato 2-1, però è finita forse. Crediamoci. 87esimo, c'è ancora una minima speranza, ma minima proprio. Vai Cume. Dai, crediamoci, prendiamola e niente. Ma va, ma che palle però. Ma che palle. Vai, vai, chiedi pure, eccolo qua, 3-1. Palo, mamma mia. Finita, sconfitta anche qua. Grazie Douglas. Ocio. Madonna che missione di Brugman, chi cazzo è? Mamma mia cosa ha fatto. Niente, sconfitta. È bella Venezia, è meravigliosa Venezia. Sicuramente andare con l'uomo, con la donna che ami, penso che te la godi alla grande. C'è una città romantica, di tutto. È una città dove devi fare l'amore minimo 10 ore su 24, ma minimo. Niente, sprofondiamo al 10° posto, ma è normale, pescare a primo con una classifica così corta da poi passare da primo a 10°. Adesso bisogna recuperare, bisogna fare qualcosa però, perché sennò non ne veniamo più fuori, fioi. Non ne veniamo più. Il motociclista preferito, purtroppo era il Siz. Diciamo di una volta, vabbè, a parte Valentino Rossi che è il preferito di tutti, però. Non so, non so perché mi piaceva Ceca una volta, non so se è il nome, non lo so, però mi piaceva. Bari Modena. Ciao Budweiser, mitico. Ciao bello, so che ti vedo sempre giocare a Football Manager, cavolo, mi ricordo. Veramente un grande, cavolo. Persona molto competente di calcio. Che bello, ora io non ci posso andare. Perché non ci puoi andare? Oh, sono di Chioggia, ciao bello. Fioi, adesso basta. Adesso Fioi voglio i gol da stadio. Li pretendo adesso, cazzo. No, Combat Mars non ho mai giocato. Sono stato a Napoli, sì, meravigliosa. Veramente mi piaceva Napoli, una città. E poi la costiera amalfitana, mamma mia. E Capri, ciao, proprio, ciao. Ma che fallo? Ma adesso mi ammonisci? No, ora siamo riusciti, ti spago la testa, cazzo. Ah, ma com'è? No, non interessa, Fiori, ma che do coglioni. Cioè, non accetto di essere 10° in classifica, porca puttana. Meno male che almeno il come comincia. E che i miei compagni segnano pochissimo adesso. Prima segnava una sbrega, Folsky, capocannoniere, si dominava, adesso è una merda. Lo so. Che devo fare una carriera su Football Manager. Che vorrei farla non da solo, però. Non da solo. Ho fatto quella con Liz che è venuta abbastanza bene, però mi hanno messo un po' troppi aiuti forse. Veneziano, entra in area e non c'è nessuno pronto. Ciao Lazza. Siamo stati in Sardegna? Sì, mamma mia la Sardegna. Altro capolavoro, certo che l'Italia è stupenda. Se la valorizzassimo un po'. Bellissimo come passaggio strepitoso, ma recupera molto bene la difesa del Modena. Youtuber importanti li conosco solo, cioè, perché mi riguardo video, però non li conosco di persona, ecco. Quello che conosco di più, che ha più iscritti, che conosco anche bene, siamo amici, insomma, è Edward. Grande Edward che è tornato anche sul canale, bravo Eddie. Non ti lasceremo mai dai, brutto Bari, cerchiamo di vincerla, anche se stiamo giocando non benissimo neanche questa.
Ma tutti trovano, cioè, poi non è che devi andarci per forza con un fidanzato, una fidanzata, però se ci vai come Parigi, se ci vai con l'amore della tua vita, sicuramente è meglio, ma ci puoi andare con i genitori, con gli amici, con i tromba amici, con chi vuoi, dai veneziano, proviamo un'azione solitaria, pin soldi di merda da qua. Ale, ale, come, ale, forza lotta, tromberai. Non ci lasceremo mai, Luppi. Sì, sono un po' in fuorigioco, io un po' non ho dormito, ho fatto. No, che coglionazzo. Ti piacciono le fragole? No. Dai, Anibus, bravo, non ti demoralizzare. Vai, Anibus, vai, colpisci, Anibus. Vai, Anibus. Con stile cumendiano, conquista la fanciulla. O quantomeno fargli capire che a questa età non si può essere demoralizzati in fatto di amore. Occhio, occhio ragazzi, occhio, oddio, qua spacco tutto, Luppi, occhio, no, Salifu, mamma mia, ti piacciono le patate? Sì, mi piacciono molto. No, no, basta! No, basta questi passaggi, no, mi rifiuto però. No, mi rifiuto, dai. Perché una figa le hai chiesto il numero della tribuna? Adesso la chiamo sempre adesso. Ok. Veneziano, sponda meravigliosa. Dai, Bari, dai. Il come, ma allora non puoi passarmela così, però è contro le regole fondamentali del calcio fare questi passaggi di merda. Sto incazzando. Poi non mi cambia mai l'allenatore, cazzo, cambiami che sono morto, che sono un uomo finito, porca miseria. Che male il computer da solo a volte può rifarsi. Finisce il primo tempo, Bari 0, Modena 0. Sei il migliore del mondo, grazie Andrea. Luppi, dai, prendiamoli la Luppi per piacere. Addirittura guardando questa serie gli viene voglia di giocare a Diventa un Mito Play 2, grande, grande vecchio. Non ho visto il nome perché era un attimo chi è? È il Diablo, è il Diablo. Veneziano spondissimo, di testa, sono il numero 1. Il problema è che ha una squadra che sono i numeri 100. Fuori gioco. No, no, tablet, no, non mi morire. Conosci Jean-Michel Jouret? No, non lo conosco. Non mi demoralizzo, sto guardando un live del culo. Non puoi chiedere il cambio? Non lo so, sinceramente. Vediamo se può chiedere il cambio. No, non si può vedere che qua il tablet mi sia bloccato, cazzo, che culo di merda. Ok. Scusate le imprecazioni. Occhio. Ecco la chat. Forza. 60esimo siamo. Ciao Cume, ciao Francesco. Ma dai, ma basta ragazzi, però adesso mi è tirato il cacchio, perché aveva chiesto il trasferimento al Prosesto, Dio santo. Vai Cume. Grazie Luca Natalucci. Granoce. Nardini. Granoce. Occhio al Luppi. Ok, roba nostra. Ok, ciao Davide.
No, devo chiamarla. No, se prendeva così, però me ne vado, cazzo. Settantaduesimo. Bravo. No, brutto passaggio. È un po' demoralizzato il Come. In bocca al lupo, Mimmo. In bocca al lupo, Mimmo. No, però, madonna del signore. Conosci One Direction? Sì, però non sono proprio il mio genere. Mancano 9 minuti. Non riesco più a vincere. Buono, finalmente un'azione degna di nota. Dai, uno dei nostri. Interfarci. Sì, quando torno da Roma ci saranno tutti i live, Aero Track sicuro, Fly Simulator. Passala! Ma passala Kume, è lento anche il Kume qua e basta, anche il Kume è andato. Ti è piaciuta Milan-Liverpool del 2005? Sì, perché è stata una partita del Milan strepitosa, un Milan meraviglioso. 6 minuti e il fatto ci hanno rubato quella coppa purtroppo. Ma meglio arrivare secondi che uscire al primo turno. Ah, Dio mio, ciao Malvis. No, siamo a 80 come forza, mi sembra. Però proprio non ci siamo in questo momento. Mamma mia, 10° posto, 18. Il Pescara sta scappando via dal secondo posto. Siamo ancora attaccati, però adesso si comincia a preoccuparmi. Come puoi salutare? Ciao Gabri. Ciao Gaetano Trezza. Gaetano Trezzale. Sì, bravi, 70, 80, 90. Bravo Hannibus. Hannibus mi conosce. Domanda stupida, la ragazza del live che scrive di più che ti sta più simpatica. Hannibus, chiaramente. No, scherzo. Oddio, Bari Bologna. È un po' troppi pareggi, sì. 0-0 ancora, sì. Momento di crisi nero. Cambiamo maglia a sto punto. Vai di maglia gialla. Mi puoi salutare? Ciao Davidinho dos Santos. Ciao Philip B00. Che difficoltà giochi? Massima. Vai. Mamma che diluvio. Mamma che diluvio. Partita bagnata, partita fortunata. Questa la vinciamo. Eccola là. Che sia. Ai ai ai, mamma. Mamma mia. Come quanti anni ho? 26, 27, l'11 febbraio tra poco. Ciao Carmine. Siracume, ciao Teo. Ciao Gianluca Geri, grazie per 1 milione di iscritti che merito. Non è vero. Sono troppi, vanno bene questi. Se me la passava prima sto rincoglionito. Perché non la passano quando devono? Perché? Come si è andata a qualche concerto? Sì. Qualche concerto però di... soprattutto cover band, molto brave, cioè cover band non da culo, ma cover band che praticamente sono reali alla realtà. E così, insomma, con mio zio soprattutto, che lui è anche lui appassionato di quel tipo di musica, della vera musica, nel senso... Vai, vai! E c'è il gol finalmente! Gol del Bari, Volsky torna al gol, il capocannoniere della Serie B! Bravo Volsky, e veneziano gliel'ha messa. Guardate, spero che mi dia l'assist, cazzo. Porca miseria. Ciao Alessandro Lucca. No, l'11 febbraio sono nato, tesone.
Ciao Simo Potenza. E arriva il gol. L'ho detto io, cambiamo maglia e si segna subito. Grandissimo. Il Cume ha fatto un grande assist. Speriamo che sia un assist valido per la classifica. Il Cume va, dai che ci carichiamo. Perché torniamo alla vittoria. Dai Fioi, grande Volsky, mamma mia, Volsky è tornato. Adesso bisogna vincerla però, non a fare l'errore che abbiamo fatto nella prima partita del live, che era contro il Trapani, che saremo in vantaggio con gol di Veneziana e poi... Il Cume, passaggio sublime, eccolo qua il Bari che voglio, eccolo qua il Bari che voglio, mamma mia. Eccolo qua però il Bari. No, non sono mai stato a Varese, in prota. Oh, c'ho l'impronta, pazienza. Perez. Improta. Recupera molto bene la difesa barese. Attenzione, questa può essere l'occasione di Veneziano. Veneziano contro nessuno. Veneziano. Miracolo su Veneziano. Ma un tiro onestamente non bellissimo. Mattusalem. Sì, sono stato a San Siro. Come stadio? Cosa mi sono mangiato? Un viaggio ideale nei paesi scandinavi e d'inverno possibilmente. Io amo il freddo e odio proprio il mare, anche se sono veneziano. Pro montagna tutta la vita. Che gol che mi sono mangiato. Ciao Techi, ciao The King. Ciao Melvis, buon esame, bocca al lupo. Non devo sprecarlo quel gol. Ciao Mebi, Lamshb. Adesso si dice così, ma sono anche in game, scusa, quindi non sono concentrato sulla partita. Garrix. Troianello, un ragazzo molto troione, caccina. No, non è il mio nome, c'è il nome del canale, ma non è il mio nome assolutamente. Come da veneziano. Sarebbe un nome un po' curioso. Perez. È una ragazza come sì. Come perché preferisce la montagna? Perché amo sciare, ho sciato per tanti anni a livelli anche insomma belli devastanti, quindi è chiaro che per quello. Anche io adoro il freddo. E ciao, io sono Olaf di Frozen, sono Olaf. Che zone del Trentino? Quasi tutte, però la mia preferita è Madonna di Campiglio in assoluto a livello di piste da sci la top. 1-0 ancora. Matusalem. Improta. Il mio vero nome è Marco Van Basten. Dai che andiamo. Dai come la... No, ma che cazzo di roba è? Ah, quanto le dura. 66 persone comunque, grazie a tutti ragazzi, fenomenali. Garrix. Troianello. Sembra stato a Torino? Sì. Attenzione, può distendersi il Bari. Fammi il cross della vita. No, la merda della vita. Salerno, sì. San Marino, no. Sì, ma nel Bazzoni, così mi chiamo. Dai, com'è l'occasione di... Alvo! No! L'ho vista dentro, Beppe. Mi saluti in video, ciao Luca. Ma porca. Sembra stato in Puglia? No, Puglia mi manca. Ma guarda che occasione, Ozzo, bravo.
Come vieni in Irlanda? Sì, anche la mia fidanzata ha questo sogno, andare in Irlanda, quindi ci devo andare sicuro. Assolutamente. Assolutamente. Dai ragazzi, cioè, volevo fare il gol, però non lo meritavo, cazzo. Le magliette personalizzate volete. Ma io onestamente di magliette ne farei tipo, non so, ne farei tipo 4-5 massimo e chiaramente, cioè, pagherei io senza chiaramente farvi pagare niente, ci mancherebbe anche altro, però non potrei farne tante perché non sono ancora miliardario, tra poco sì, però ancora no. Però non ve le farei mai pagare, ma stiamo scherzando. Cioè. Anzi, dovrei io pagare voi per l'onore di mettere una maglia con il mio nome, con la mia faccia, con la mia caricatura, su questo proprio, guarda, è poco ma sicuro. Vai! Vai! Di rapina, ma porca troia. A Bergamo no. No, non me ne vado Alfonso, non me ne vado Alfo. Mamma, questo lo secondo di prendere un gol incredibile, andrò via sulle 11 penso. Quindi ancora un'oretta ce la spariamo. Domani devo andare a letto presto ragazzi, domani si va a Rome. Il giocatore preferito l'ho già detto, Shevchenko in assoluto. Più che un giocatore preferito è una religione, il Shevchenkesimo. No, cazzo, non perdermela. Dai, anche 1-0 streaming zitto, ma vinciamo. Bella, questa è veramente bella. Atipicazione. Però qua Coppola recupera. Parte di Salerno non mi ricordo perché è stato proprio velocissimo, perché ero con la scuola e in gita e quindi ho fatto più chiaramente Campania, Napoli così, poi è stato un attimo a Salerno, ma poco. Scusate ragazzi, ma ho proprio sbagliato tasto qua, si è proprio visto, cazzo. Ciao Paolo Pos. Napoli, sì, Napoli bellissimo, sono stato. Ciao, grazie Alfonso. Mantova, no, qua tutti mi chiedete le città del mondo, Italia. Bravi ragazzi, è arrivata la vittoria. Come a cui sto giocando? A PES sto giocando. Ok. Come si chiama Eddie? Lo so, non so se posso dirlo, lo so, però magari un po' di privacy, non lo so sta cosa, quindi non lo so. Come ho fatto un canale YouTube grazie a te, grande, Mary, grande. Sheva sta il calcio come Senna sta la Formula 1, grande, ti lobbo. No, il boato del caccia non l'ho sentito. Vediamo se mi ha dato l'assist a proposito. Come cambi gioco? No, visto che non posso cambiare gioco, quindi quando faccio un gioco sarà quello per il live o per il live. Non chiamare veneziano, ok. Info sulla squadra. Info competizioni. Serie B, classifica. Siamo ottavi, bene, a 4 punti dal primo posto, dai, siamo in recupero, va bene. Classifica goals. Folskia sono nei più primo, Giacomelli è primo. Veneziano ne ha 3 gol, bene. E assist man. Siamo a 4 assist, bene, me l'ha dato, grande Cume 4 assist. Il Cume è un bomber, però non troppo di vecchia maniera. L'italiano medio, sì. Deve essere bello l'italiano medio. Puoi sfruttare il 2% del tuo cervello. Poi vabbè, Herbert Ballerina, Maccio Capatonda sono mitici. Poi con Radio 105 ancora di più, madonna, quanto te li godi. Metti la facecam, non lo so, sulla facecam sono un po' indeciso sulla facecam. Forse la Kumecam metto. No, vabbè, ma qualche 2-3 video li ho fatti con la web. E come se volete vedere il Kumendone lo sapete che c'è la pagina Facebook che non vado a sponsorizzare perché è il mio profilo privato, però se volete chiedermi l'amicizia non ve la nego, insomma, chiaramente, però è chiaro che non posso sponsorizzarlo perché sennò, cioè, uso chiaramente l'altro profilo anche se Facebook lo sto usando pochissimo in questo periodo. Ok, vai, continuiamo la serie positiva adesso però,
Fino a 4 gol ho fatto 3 in campionato e 1 in Team Cup. La prossima è contro l'Inter, mi piacerebbe farla insieme a voi. Veneziano, Veneziano subito, Veneziano subito, Veneziano subito. Sentenza come indiana, fuori di niente, fuori di niente. Vabbè, cioè, se volete le amicizie, le cose che posso dire, sul giocatore ho messo il mio cognome, come potete vedere. Se andate su Comenda Veneziano, l'unico che ha quel cognome, c'è l'amicizia con il profilo di Comenda Veneziano, sono io. Quindi la vedete subito, ragazzi. Veneziano. Veneziano, cosa mi ha preso il porco? Ciao Luca, ti ho salutato Luca. Mililli. Guarda cosa mi ha parato. Cosa mi ha parato. Ricci, di mare. Vediamo per la web, ragazzi, vediamo. Occhio di Gaudio, bruttino. Grande difensore, madonna che intervento. Porcari. Di Gaudio. Fuori. Ma la web, ragazzi. La web, tanto ho spiegato che camera mia ha dei problemi comunque di luminosità e quindi devo sempre stare in posizioni un po' curiose. Poi, ripeto, per il momento non riesco a dare il meglio di me, mi sento troppo osservato e guardo più la web che altro. Non tutti siamo portati per le stesse cose, ragazzi, cioè... Ma comunque ci sarà la possibilità di vedere il comandone dal vivo, comunque, quindi non preoccupatevi, ragazzi, cioè... Anche se so che la web dà tanto per un canale, lo so, questo me ne sono abbastanza accorto. Il portiere mi ha fatto una parata, cazzo, di Gagliolo. Non mi metto bene, cacchio. Assist molto brutto di Veneziano, molto brutto. E la Royal Rumble non l'ho vista, quindi purtroppo non posso giudicarla. Io vado, ciao Mario. Occhio, Laner. Porcari. Dai. Profondità, ma Schwager recupera. Dai di testa, prendila, va bene, però. Ci vedrai Games Week, spero di sì, se non ho impegni volentieri. Partita proprio cominciata bene, però adesso siamo veramente spenti, cazzo. Di Gaudio, ai. Bravissimo, ti amo, I love you, buttala via però. Come Presidente della Repubblica, ciao figlio. 0-0 allo stadio Sandro Cavassi. Sono un po' stanchino, ragazzi, scusate, è una giornata abbastanza intensa oggi. Ho fatto un po' di cose. Vai il veneziano. E il venezianone se ne va. Il venezianone se ne va. Prova a cambiare gioco, forse un po' lunga, dimmi di no. In Sicilia no, devo andare, chiaramente una ragazza siciliana, quindi la Sicilia sarà la prossima tappa, penso che per Pasqua vado in Sicilia. Vai Cume, il Cume spacca tutto, di sinistro, mamma mia che gol!
Mamma mia che gol! Mamma mia che gol del Cube! Un missile terra-aria e sì, Ronaldo, e il Cube segna! Mamma mia che sinistro di veneziano, questo me lo riguardo, tutto me lo riguardo. Guardiamolo nel dettaglio, ragazzi. Ciao Gabri X e Eli Crafter. Guardate il gol, ragazzi, piano piano. Guardate che roba. Cioè, guardiamo per l'orientatore perché è un missile, cazzo. Di sinistro. Boom! Di cattiveria. E ciao. 1-0 Bari a Carpi. Finalmente, cazzo. Porca trota. Mamma mia, che missile, raga. Che missile. Occhio adesso però, non gasiamoci, no! No, ma no. Subito pareggio. Non smetterò mai perché non è un lavoro, è una passione, quindi le passioni non finiscono mai. Ciao Luke Bortot, ma gol schifo. Ha fatto un euro gol, prendo sto gol qua poi. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo proprio. PC gioco. Che palle, oh. Dai Cume, dai Cume, dai Cume. Veramente paperone, avete ragione del portiere, l'ho pagata. Il Cume di fisico. E dopo st'altro coglione non capisce niente. Ma porca, se non vinciamo questi sono proprio 2 punti persi. È una spaventosa proprio. Inaccettabile. Lanciami, ma subito, adesso. Sono demoralizzatissimo. Dopo un euro gol così, prendere un gol su una papera del genere. Dai subito. Bravissimo. No, bravissimo una sega. No, scusate il termine. (79esimo). Prendila, 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 prendila. Brutto intervento qua, bruttissimo intervento del Cume. Rosso. E se ne va sotto la doccia. Porca. Ho provato. Rosso. Primo rosso in stagione. Porca puttana. Un live di 24 ore ammazza. Niente da fare. Addirittura il rosso mi sono preso. Speriamo di non perdere almeno. Brutto rosso. Il giocatore più forte della Serie A adesso è Pogba sicuramente, più completo. Brutto cartellino rosso. Finisce qua 1-1 e il Cume salterà anche una partita. Orientamento politico, questo non si può dire, ragazzi, se no viene fuori un po' di fe. No, non ho mai giocato a Five Night, mai giocato, non so che gioco sia onestamente. Cominciamo a perdere terreno, Cominciamo a perdere terreno, 5 gol, 4 assist, 6 serie media, 16 partite giocate. Cittadella, speriamo di vincerla. Non sei disponibile, lo so. Ti prego, vinciamola. E si va a vincere. Cittadella 0, Bari 2. Oh, 3 punti importanti. Quinto posto. -3. E vai. Almeno è arrivata la vittoria, fioi. Manco mal, manco mal.
E stiamo marciando bene, con i live si marcia bene, cazzo. L'acquisto di destro, lì siamo sempre là a destra, un bel giocatore, ma deve giocare con una squadra che fa gioco. Il Milan purtroppo non fa gioco, quindi i centravanti di una volta soffrono molto questo tipo di squadra. Squadra come il Milan non può avere un centravanti così, deve cambiare proprio tutto, secondo me. Ciao Eli, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Contro il Frosinone siamo. Vai Veneziano. Vai Cume. Vai Cume. Il Cume subito, il Cume carichissimo. Ha provato a fare il passaggio il Cume. Forse potevo tirare, vai. Ciao, ciao, ciao Eli. Ciao Eli, alla prossima. Grazie della tua meravigliosa presenza. Ma porca puttana. Rivello. Masucci. Fuori di niente. Conserva le forze, ragione Comaretti, però è dura. Ciao Andrea Lazza, ciao bello. Crivello. Schiavi. Buono. Porca di quella porca. Dai che è ancora roba nostra. Ciao Andrea. Vai come che stop! Che stop! Mamma mia, Pigliacelli la preve. Pigliacelli se non la piglia lui. Porca trotona. No, non penso di aprire un coso Twitch, basta un canale, se no veramente non ho tempo. No, Higuain al Milan, impossibile, magari, cazzo. Oh, no, prendere. No, Ciofani. 1-0 Frosinone, ma non meritiamo mai di perderla questa. Una 0 Frosinone al San Nicola, incredibile. Incredibile furto scandaloso, ragazzi. Furto scandaloso. Masucci. Il Cume troppo lungo. Caceres al Milan, magari anche Caceres è un fenomeno per noi, ma neanche lui non può venire. Ciao Andrea Lezza. Dionisi, Masucci. Mamma mia. Cosa ne pensano le ragazze dei miei video? Che sono un po' pazzo, però nel complesso va bene. Clint Eastwood mi piace, sì, ma non è tra i miei attori preferiti, però non si può dire certo che non è capace di recitare, anzi tutt'altro. Però ha fatto dei film che non, diciamo, a parte uno o due, ho pochi film suoi che mi piacciono. Bravo, questa è una bella azione. Il cuore la mette subito in mezzo, sì, ma non così però. Dovrà finire la live, spero mai. Penso per le 11, I saluti devo andare, ciao Gabri Sigudo. Un live di NBA l'abbiamo fatto, però abbiamo visto proprio che non va. Un gioco troppo statico, infatti anche penso che come serie non so se potrò continuare la NBA purtroppo. È un gioco per il canale troppo lento e non puoi fare pochi minuti perché sennò le statistiche sono completamente irreali. Purtroppo NBA è un gioco difficile da fare su un canale YouTube, per quello in pochi lo fanno.
Mamma mia. Ciao Franci LOL 2. Franci LOL 2. Mi piace Franci LOL. Notte come sono grande. Ciao Davide. Adesso le live chiaramente sono fino a lunedì. Non penso di registrare quantomeno. Forse lunedì dopo che torno da Roma. Magari forse potrei fare un piccolo live su Eurotrack. Vediamo. Filippo, cosa ne penso di destro? L'ho detto tante volte, destro è un buon attaccante ma vecchio stile, quindi ha bisogno di una squadra che deve fare tanto gioco per lui, per la boa finale. Il Milan non fa gioco, quindi la risposta l'hai già capita. No, il primo anno voglio stare a Bari, cazzo, voglio portare il Bari in Serie A. È il Bari che mi ha portato nel calcio che conta. Solo che se sconfitte qua mi fanno male, cazzo. (57esimi, ragazzi). No, basta! Mamma, meno male, perché prendere gol così adesso devo chiamarla. Ciao Fabio Gioda. Vai Fiori. Buono. Invece no. Dionisi. Veneziano, bella sponda. Dai, pressiamoli. Ma no, così. No, non è no. Troia, calmo, Cume, calmo. Cos'è? Non è che ho visto il cartellino per guardare la chat, che spero non rosso. Ma com'è? Come il pallone d'oro, lo vinceremo il pallone d'oro, lo vinciamo. Ormai comunque penso che questa serie andrà quasi sempre solo in live, ragazzi, perché è proprio una serie da live, c'è poco da fare. Masucci. Non perdiamola, però Dionisi, fuori. Esce Foschi, entra Deb. Niente, facciamo una bella vittoria, poi le perdiamo. Ragazzi, occhio. Madonna del signore. Venerdì live no, perché domani parto per Roma. Buona sponda. Ma basta questi passaggi così. Mamma mia, oh. Il fair play della FIFA. Dionisi. No, ma perché in dito se dobbiamo pareggiarla? Stiamo perdendo, Fioi. Bravo, come ottima sponda. Prendila di testa, ti prego, non è tanto alto purtroppo, Frara. Masucci. Che stop del Cume, però è stanco. Ma il Cume fa un miracolo. Il Cume fa un miracolo di noi di Harry Potter. Veneziano! Che parata che mi ha fatto. Ma sì, però che sparo, un fiato culo, mamma mia. Altra sconfitta pesante. Una vittoria, una pareggio, una sconfitta. Una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Dai, l'ultima occasione, l'ultima, dammi l'ultima. Bravo Cube! Il Cube entra in area! Il Cube la passa!
E gol! E gol! E gol! E gol! All'ultimo secondo! Grande come che assist! E Deb la mette per entrato! Sì, cazzo! E portiamo un punto! E portiamo un punto, Beppe! E lo portiamo! E lo portiamo! E lo portiamo! E il Cube ci ha creduto su quella palla! Il Cube ci ha creduto, cazzo! Il Cube ci ha creduto! E il Cube prova il miracolo! Il Cube prova, ma lasciami andare avanti! Ma comunque gol! Grande veneziano, sì, porca miseria, all'ultimo respiro, all'ultimo respiro. Dai, un punto pesante questo, ci voleva, dai, per il morale. 26 punti, siamo sempre là, Il Pescara però sta pompando adesso, Assist 5, arriva il quinto assist. Bari Livorno, 17ª giornata. Ta-na-na-na. Ok. Andiamo. Grande Deb. Grande Deb. Cosa mi ha fatto il piccolo Deb? Cosa mi ha fatto il piccolo Deb? Ma come che assist di cuore però. Che assist di cuore, ragazzi. Che assist di cuore. Dai, Bari Livorno. Il Cume è subito un assist poderoso del veneziano. Il Cume, qualcuno di testa. Per poco cosa recupera. Difficoltà massima gioco. Adesso voglio vincerla però, gli Spozio, che partita, Fioi, mamma mia, era persa ormai col Frosinone, ma tac, Deb la mette, grande Deb. La Serie A, la Serie B è proprio lunga, sono tante partite. Che è successo? Non vedete più, ragazzi? Oddio. Problemi? Ragazzi, ci sono problemi? Oddio, panico. Panico, 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 paura. Non capisco qual è il problema però, ragazzi, perché a me va tutto perfetto. Ah, lui va. Ciao Mattia Gamer. Adesso ok. Ok. Ventitreesimo. Infatti vedo solo 19 persone sul live. Ora va tutto. Ok, tranquillo come, grazie ragazzi. Sapete che come è un po' ansioso di queste cose. Bravo, Anibus è proprio diventato veramente il moderatore dei live, ragazzi. Beh, dai, prendi! Dai, ma che roba è... Ah, Dio mio. Livorno, un'altra squadra insidiosa. La Serie B è comunque competitiva. Forse è più competitiva la Serie B della Serie A. Ciao Giovanni Soriano. Djokovic. Che Djokovic? È un tennista sul raco. Bravissimo, grande intervento. Vai Cume. Bravo Cume. Possiamo distenderci. Questo può essere il primo gol di testa. Se me la passa bene... Ma perché così? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Notte Mattia Gamer, notte. Ciao Mattia. Mattia Airoldi. Esce il primo tempo, 0-0, brutto primo tempo. Bravo Loris, bravo.
Un giro del mondo 2.0, il giro del mondo che sto facendo è la serie di Fly, quella della carriera comendiana, quella alla fine è quella, è un nuovo giro del mondo praticamente. Cutolo. Dai, pressiamoli però, Fioi, grinta, grazie. Il Livorno facendo girare molto bene la palla, sembra il Barcellona. Jefferson, boom, mamma mia. Ciao Luke Bortot. Il live finisce verso le 11. Sei un grande, ciao Matteo, Frigau. Sì, sì. Okay. Luci. Djokovic, Luci. Gemiti, questo è un porco, Gemiti è proprio un porco. Sono un po' in fuori gioco. Vai come la tua occasione, è la tua occasione. Me ne parano tante, però mamma mia. Oh. Il Cume, tira. Ah, niente da fare. Come non incazzarti, non incazzarti! Ma perché al posto di incazzarti giocala? Cosa fa il Cume? Numero spaventoso! È un gol del Cume, si gira, la dribbla e tira. Io sto qui, relax, grande Cume. Ciao Tecno, mamma mia che gol ragazzi. Grandissimo gol del Cume. Grandissimo gol del Cume Indoor. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol. Per non fare serie qualche youtubers, perché è difficile fare serie con youtubers. Mamma mia che gol spaventoso però. Jefferson. Djokovic. Ciao Andrea Mosti. Adesso dobbiamo vincere, però questa dobbiamo tenere, sì, cazzo, Djokovic. Prendiamo sta palla, grazie. Mosquera, no, Mosquera, Mosquito. Vai, come buttala su, no così, però, che brutto errore, Jefferson, buttiamola su, gol. Era da vederla che lo prendevamo, pazzesco. Pazzesco. 1-1. Impressionante. Federico Buffa un fenomeno. Pazzesco. Altro pareggio, ennesimo pareggio, che bello. Porca puttana. Come fa una cosa stranissima, ma riesce. Lo so che ho sfiga, è incredibile. Vai Kume, vai. No, che stop di merda. Ciao Jürgen, Sampdoria grandissima. Ma vale, un altro pareggio, incredibile. Altri 2 punti buttati. Finisce qua. Almeno il Cume fa grandi gol, però che sfiga. Che sfiga, raga. Classifica
Bari 27, dai, siamo comunque sempre là, dai. Sbarotto pareggio. Boh ragazzi, io dico che a sto punto possiamo fare l'ultima partita perché sono un po' provato nel telecrono. Virtus Entella, Bari, ok, chiudiamo col Virtus Entella. Ultima partita perché commentare così una partita di calcio, queste partite qua è veramente dura, non pensavo. Dopo un'ora e mezza cominci a sentire la fatica. Ok, vai, ultima partita, cerchiamo di fare bene. Cosa ne pensi di Corona? Che 7 anni sono troppi, non è un santo neanche lui, però 7 anni mi sembrano un pochino troppi. Vai, final match per questo live comendiano. Ciao Andrea. Che alla fine chiudiamo quasi alle 11, quindi siamo perfetti con la tabella di marcia. Litteri. Litteri. Che diluvio ragazzi. Poi devo mettere la maglia bianca, porta più fortuna. Litteri. Litteri. Ciao Francis San. Vai comandone. Il comandone prova un passaggio sbagliato ma la recupera di cuore e la riperde di merda. Mazzarani. Battocchio. Occhio Litteri. Bravi fiori, dai. Bravo, lanciami il cubo di fisico. Invece no, non ce la fa. Mazzarani. Litteri. Dai ragazzi, su. Ma voglio vincere questa ultima partita del live. Come? Mamma mia, per poco. Eurotrack Simulator quando torno da Roma faccio subito il live di Eurotrack. Il cume di testa? Beh, questo era proprio impossibile. Ciao Fabio Piatto. Mercato dell'Inter, cosa ne penso? Sempre mercato di prestiti, robe così, con giocatori comunque sono scarti delle altre squadre. La vera Inter sicuramente aveva dei colpi molto più incredibili. M. Lewandowski, sì, sembra veramente un cosa taroccato, non penso sia lui però, Mi piacerebbe andare alla Games Week, robe così, però è il tempo che manca, purtroppo. Fuori gioco, sì. Play Simulator quando torno da settimana prossima ci spariamo tutto. Tranqui raga, tranqui. Relax, relax. Dai fioi, dai. Bravo come. Spallate come indiane. Però nei passaggi qua sono un po' lento, purtroppo nel mio gioco. Oh, c'ho il Lewandowski, non me ne ero neanche accorto. Mazzarani. Tacchio, di tacchio. Mazzarani. Io mi sto addormentando però, Sì, qualche youtuber ha dei buoni rapporti con Edward, Maghero, prima col Sub, il Piada chiaramente. Cioè, il problema è che chiaramente con i rispettivi lavori, le rispettive cose non è facile sentirsi sempre, però certi saranno sempre nel mio cuore. Sì, sì, 5 per PC lo faccio sicuramente, al 100%. Mi saluti, ciao Fabio Piatto. Qua siamo sempre sullo 0-0, non va bene.
Vai Cume. Il Cume. Il Cume salta tutti. Il Cume salta tutti! E segna! Il Cumentone veneziano! Ormai segna quasi ogni partita, signori! Eccolo qua, io sto qui! Io sto qui! E adesso questa dobbiamo vincere però, Fiori, cioè non possiamo buttare via altri 2 punti. Ciao ciao Simone. Mulas. E arriva il gol, arriva il gol, arriva il gol, arriva il gol. Quel tale Ale sì lo conosco, però non di per sé, l'ho sentito solo una volta in chat privata. Molto bravo. Non buttarla fuori, catroia. Dai che più gol di Volsky adesso. Dai ragazzi, otteniamo sto vittoria a tutti i costi. A tutti i costi. Ciao Fabrizio Pizzichillo. Che fenomeno il commenda, grazie Marco Di Nunzia. Però bisogna vincerla, è sempre importante vincerla. No! Bravo portierone. Ciao Fiori. Vai Cume per la doppietta. Il Cume, mamma, cosa aveva fatto al volo di controbalzo? Mamma mia, il portiere mi ha levato il gol, sto stronzoide. Maledetto. Batocchio. Roba nostra, roba nostra. Ah, Dio mio. Oggi abbiamo ottenuto una media di 50. No, no. Abbiamo ottenuto una media. Sì, Giovanni. Abbiamo ottenuto una media di 50 diciamo, iscritti. Molto bene, sono proprio contento, ragazzi. Mi fate sentire veramente. Potete star bene perché i vostri commenti mi riempiono di gioia. Cioè, siete fenomenali. Però dobbiamo vincere, se no vi cazzo. Dai, Fioiocchio. Buttala su, Beppe, buttala su. Non così, però. Di tacchio. Morfeo. Morfeo. Veneziano si distende, va a letto. Mini cost to cost. Mamma mia. Mamma mia, cosa stava venendo fuori. Vai, vogliamo il primo gol di testa, lo vogliamo, niente da fare. Il gol di testa non arriva, la mia specialità non viene. Col Verona era venuto all'ultima giornata, mi ricordo. Buttiamoli giù, mi difendo anch'io, non devono assolutamente. Scusa, non darmi il rosso però. Ma dai, ma dov'è il rosso? Era da laterale, ma vai a fare in culo. Ma cosa stai dicendo? Cosa fai? Non ho con la testa, ma dai, ma sei ridicolo, arbitro, ma dai. Che sei ridicolo. Ma dai che sei ridicolo, ma porca puttana. Grazie Ale The Master, ma porca puttana. Cerchiamo che riprendere gol in 10. Ti prego, chiudiamola. Fischia, porco, fischia. Dai, buttala su. Ecco, lasciala su. Finisce 1-0, buona vittoria, ma porca puttana. Sì, un live concluso con il rosso. Vabbè, abbiamo vinto però, che ho perso i migliori in campo, cazzo. Peccato. Vabbè, abbiamo vinto, siamo quarti a 30 punti, meno 3, vediamo la partita. Come mi saluti, ciao Carmelo. Andiamo a chiudere qua questo live. Yeah.
Bari, Varese, ti prego, Bari, Varese, voglio lo 72-0. No, per me vinciamo 4-1, me lo sento, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Se vinciamo 4-1, giuro, 1-0, però pesantissima vittoria col Varese. Mamma mia, il Bari è terzo, molto molto bene, ci vogliono queste 2 vittorie consecutive. Ciao Gianluca Geri, ciao Gianluca Geri, ciao Gianluca Geri. Ok ragazzi, ok, allora 7 gol, 5 assist, media voto 6-7, partite giocate 19. Raga, un salutone dal Comandone Veneziano, io vi ringrazio per questo live meraviglioso, nel prossimo live ci sarà, farò di pesche, chiaramente prima ci sarà Fly e Eurotrack, ci sarà anche la Coppa Italia, quindi ci vedremo Bari Inter, che sarà sicuramente una bella partita. Saluto Lorenzo Facciocchi, buonanotte, sì, grazie Mimmo, buonanotte a tutti voi. Sì, adesso io parto per Roma, però ci sarà qualche video di Ultimate Team, un video un po' speciale su Comenda Simulator, trasporti veneziani. E niente, raga, vi saluto, vi ringrazio, siete sempre fenomenali. Notte a tutti e saluto Tori. Ok, raga, un salutone gigantesco. Ciao! Stop streaming. Ciao ciao.